una persona perché sta città grida poppe. I protagonisti del concerto dell'Immacolata, ormai un appuntamento tanto atteso. Tutti i napoletani attendono questo primo evento che ci accompagna un po' per mano al Santo Natale. Olga, stasera è dedicato naturalmente tutto a Maria. Sì, tutto a Maria perché ci porta, come dicevi tu, per mano in questa atmosfera natalizia. È un modo per cantare, per aprire il cuore e per pregare. Questo complesso monumentale Sant'Anna dei Lombardi che ci accoglie ogni anno l'8 dicembre veramente ci apre le porte e noi il nostro cuore lo apriamo ai napoletani e ai turisti che vengono qui a Napoli a trovarci. Noi per Napoli, la vostra associazione, il Concerto dell'Immacolata ha anche uno scopo benefico e questo davvero vi fa onore perché parte del ricavato andrà ai senza tetto, a quelli che sono i beni proprio primari. Voi li portate di persona, vero? Proprio noi questa iniziativa abbiamo lanciato un po' l'associazione Noi per Napoli a questa, diciamo, questa svolge questa missione, appunto si occupa del sociale e questi eventi del Natale ma anche gli altri negli altri periodi dell'anno sono proprio finalizzati a raccogliere dei fondi con cui stesso noi dell'associazione facciamo una spesa dei generi di prima necessità e li porteremo poi personalmente alla mensa dei senza tetto di Piazza del Gesù. Qual è il brano che riesce davvero ad emozionare e a creare l'atmosfera? Ma credo che di brani che riescono a creare l'atmosfera ce ne siano diversi. L'Ave Maria di Caccini, così come tante altre Ave Maria, però che sono di inedito, di brani anche suonati, pianistici. Devo dire l'aria del tenore, che ovviamente è sempre molto molto attesa. Io ho definito questo concerto un concerto molto intenso. Eh sì, è vero perché la scelta dei brani e poi anche questa chimica che c'è tra le bellezze artistiche, mistiche, artistiche, ci porta sicuramente come in un altro mondo, in un'altra dimensione. Tu sei Sebastiano Brusco, il pianista solista e la musica naturalmente è fondamentale per un concerto come quello dell'Immacolata. Assolutamente. No, anche, volevo dire anche la scelta dei brani, suonerò un notturno di Chopin che l'opera 27 numero 2 che è bellissimo, è quasi angelico se vogliamo, veramente sublime e quindi secondo me è uno dei brani che si abbina molto a questa sacralità e spiritualità.
Come ci accompagnerai in questo percorso? Beh, spero nel modo più avvolgente possibile, cercando di trasmettere quello che i testi hanno trasmesso a me, quindi cercando di dare a restituire agli ascoltatori tutte le immagini che diciamo mi sono figurato nella testa, ma soprattutto nel cuore in vista di un'occasione comunque così importante. Tu sarai l'altra voce narrante insieme a Bruno, la voce femminile naturalmente, quindi in questo percorso che tu come puoi definire? È un percorso sicuramente all'insegna dell'arte e della cultura, è una bellissima esperienza per me e anche per le persone che vi partecipano, perché sono veramente delle splendide persone di cuore e molto simpatiche soprattutto. Cosa ti piace di questo concerto? Mi piace molto questo complesso, questa chiesa che è bellissima, ci dà ispirazione sicuramente. Poi mi piace con loro. Non è il primo anno che per questa ricorrenza così particolare dell'Immacolata, di questo diciamo, periodo di preparazione al Natale, che accompagno questi artisti in questo concerto dedicato sia all'Immacolata ma soprattutto all'Avvento, al Natale, a questo momento di fratellanza, di pace, di desiderio di bontà nei cuori. Luca, naturalmente questo è soltanto l'inizio perché voi siete impegnatissimi e il nostro pubblico a casa lo sa anche perché tu ti muovi davvero bene sui social. Questo è un primo appuntamento, ma noi vogliamo pensare anche all'anno nuovo e quindi al nostro meraviglioso anche concerto di Capodanno. Sì, il 1° gennaio vi aspettiamo al nostro consueto salotto della città, che è il Teatro delle Palme, per il grande concerto di Capodanno, dove ecco, saremo tutti insieme con la tua presentazione, avremo anche come ospite speciale l'attore Giacomo Rizzo, poi ci sarà l'orchestra, ci sarà la danza, il canto, insomma uno spettacolo. Diciamo che saremo molti di più. Esatto, sì, uno spettacolo a 360 gradi. Persona, perché sta città